L'attuale progetto sulle casse di espansione sulle Gravi di Ciano, voluto dalla Regione Veneto, occuperebbe ben un terzo dell'intero territorio comunale. Quali sarebbero le ripercussioni? Le ripercussioni sarebbero innanzitutto il fatto che le due frazioni rivierasche, cioè Ciano e Crocetta, verrebbero, al di là di essere limitate territorialmente nella loro vita quotidiana, perché per noi quello è territorio di vita quotidiana, verrebbero sicuramente impattate dalle mura che si prevede debbano probabilmente essere costruite a riparo. Teniamo conto che i due paesi sono costruiti su terreno del Montello, perlomeno Ciano, che è carsico, e come tale deve essere visto in una chiave di tutela rispetto all'acqua, come è stato fatto, ma soprattutto nell'idea che possa stazionare nell'area che vediamo dietro alle mie spalle, possa stazionare un volume d'acqua pari a 38 milioni di metri cubi. Quindi, senza pensare al disagio infinito che avranno i nostri paesi nel momento di cantierabilità di un'opera del genere, che durerà anni, per cui cemento, betoniere, scavazioni, completamente stravolta la vita normale del paese, sicuramente ci troveremo nella situazione che poi, quando queste casse inevitabilmente si riempiranno, dovremo per forza adeguarci ad avere davanti alle nostre finestre ad avere una distesa infinita di fango, detriti, rifiuti, ghiaie, rocce abbandonate dal Piave, che come sappiamo questo è il primo punto in cui inizia a decantare. Le Gravi di Ciano sono tutelate da direttive europee che ne riconoscono le caratteristiche uniche da un punto di vista di flora e di fauna. Quest'area si può scorgere anche dalle colline UNESCO di Valdobbiadene. Come mai, secondo lei, la Regione Veneto ha abbandonato il progetto di casse di espansione sulla zona di Ponte di Piave? Allora, in realtà possono portare avanti infinite motivazioni. Sta di fatto che un piano stralcio per la sicurezza del fiume Piave, l'ultimo approvato, che è del 2010, definisce Ponte di Piave come la prima cassa da costruire. E invece la scelta è andata a finire su Ciano, i contributi sono stati chiesti su Ciano e di fatto a noi ad oggi nessuno ha dato sufficienti motivazioni tecniche per giustificare questa scelta. Il piano stralcio per la sicurezza prevede Ponte di Piave. Quanto può aiutare il supporto dei paesi vicini in questa battaglia? È fondamentale. Allora, è fondamentale perché è passata finalmente l'idea che una opera mastodontica del genere, perché nell'ipotesi che il volume venga contenuto con delle mura, questi corrisponderebbero circa, dicono, a 13 km. Io mi baso su quanto la Regione ha scritto quando ha chiesto il contributo per la progettazione e lo ha chiesto al Ministero. Quindi ci sarebbero 13 km e mezzo di mura da costruire tra le Grave e il Piave. Non si tiene conto che le Grave Madre Natura le ha fatte perché è la naturale curvatura che fa il fiume quando è in piena, e che questa verrebbe bloccata con una presa, perché poi deve esserci una struttura che porterebbe dentro, in questo inaudito catino, porterebbe dentro l'acqua, e dall'altra parte la piena del Piave, perché queste si riempirebbero in qualche ora, la piena del Piave continuerebbe ad essere riversata verso Vidor e Moriago. Quindi abbiamo capito che il problema di una permanenza d'acqua all'interno della cassa mette in difficoltà tutti i comuni dell'area monteliana per effetto del carsismo. È una banalità, chi vive qua sa benissimo che ci sono torrenti sull'altro versante del Montello che nascono dalle acque del fiume. Quindi, dall'altra parte è stato capito finalmente il grosso rischio idraulico che si riversa sui paesi a nord, quindi su Vidor, su Moriago, ma anche su Pederobba stessa, perché andremo a togliere la naturale sfogo che avrebbe la piena attraverso la mura, la struttura che verrebbe costruita. L'ex ministro dell'Ambiente Costa aveva consigliato e auspicato l'utilizzo del contratto di fiume. È uno strumento programmatico condiviso. La Regione sta attuando queste indicazioni? Allora, l'ex ministro Costa aveva chiesto che venisse portato avanti uno strumento, che poi è uno strumento previsto dalla legge, che è il contratto di fiume. Questo avrebbe consentito
e uso il condizionale, avrebbe consentito di riportare alla discussione tutti i comuni rivieraschi del Piave, non una sola opera che viene gettata su un'area e basta, ma una serie di interventi più piccoli. È una visione diversa, se vogliamo, più moderna della gestione delle piene del Piave. Le direttive europee, da cui poi nascono la legislazione italiana e quindi l'idea di contratto di fiume, le direttive europee dicono che è preferibile abbandonare le opere mastodontiche ed andare a costruire piccoli interventi disseminati lungo l'asta per garantire il naturale sfogo, quindi allargare l'alveo, non restringerlo come stiamo facendo qua, togliere eventualmente le difficoltà che possono esserci per dare spazio ai fiumi. Questa è la ratio della direttiva europea. Noi siamo ancora fermi ad una visione che è quella che è stata creata dopo il 66, credo, e che vede queste 4 opere sul Piave, e fatalmente adesso iniziamo da qua. Certo che è formidabile ed è importante avere l'appoggio di tutti i comuni, perché poi quest'opera avrà ovviamente l'impatto maggiore sulla piccola Crocetta, a cui andiamo a togliere 1/3 del suo territorio, ma avrà ripercussioni su tutti i comuni circostanti, a nord e a sud, cioè a monte e a valle. E questo è stato capito. Per fortuna le amministrazioni con lungimiranza hanno capito, ed è il motivo per cui tutti assieme chiediamo di poter parlare col presidente Zaia.